Buonasera, benvenuti all'Analisi. Allora, la crisi economica porta al pettine parecchi nodi e tra questi c'è anche il crollo e comunque i problemi economici legati al comparto del sughero. La crisi ha toccato anche quella che viene considerata la capitale del sughero, Calangianus, uno dei 100 comuni più industrializzati d'Italia, fino a qualche tempo fa anche tra i più ricchi d'Italia. E allora buonasera al sindaco di Calangianus, Gio Martino Lodda. Allora, la scorsa settimana avete portato per la prima volta, ed è stato un momento storico, il Consiglio Comunale fuori dalla sua sede istituzionale e siete entrati in fabbrica al sugherificio Europa. In quell'occasione avete fatto il punto insieme agli artigiani, agli industriali, insieme ai cittadini. Quali sono i numeri di questa crisi, Loddo? I numeri di questa crisi sono abbastanza importanti. Adesso non sto a tediare il pubblico con cifre, con numeri, però un paio di cose le devo dire. Teniamo presente che nel 1998 erano un centinaio le aziende che lavoravano il sughero. Adesso sono ridotte una trentina i piccoli artigiani, poi abbiamo i Molinas che sono una grossa industria. Tra l'indotto e tutto erano più di 1000 persone occupate solo di Calangianus nel 98. Adesso i Molinas ne hanno 250, gli altri 30 artigiani hanno un massimo di 250 persone impiegate. Quindi si sono più che dimezzati. Un altro elemento importante è che nel 98 non c'era nessun giovane iscritto alla lista di disoccupazione. Adesso purtroppo abbiamo più di 900 persone iscritte alla lista di disoccupazione. Ecco, proprio a questo proposito, per lo più il comparto è formato da aziende piccoline che hanno anche difficoltà a ricorrere alla cassa integrazione, questo è un problema in più. Questo è un grosso problema anche questo, però mi faccia aprire e chiudere una parentesi. La crisi del sughero per noi non è soltanto da vedere sotto l'aspetto economico. Il sughero per noi ha rappresentato una filosofia, un modus vivendi. Per generazioni i nostri padri e i nostri nonni, attraverso la commercializzazione del sughero, sono riusciti a tirare su i figli e a poterli anche far studiare e istruirli fuori. Vediamo intanto qualche immagine del Consiglio Comunale di venerdì. Prego, continui. E voglio proprio sottolineare questo aspetto. Attenzione, non fermiamoci solo al problema economico che c'è ed è grave, ma rischia di scomparire una cultura importante del territorio gallurese. Un pezzo di identità, un'identità storica fondamentale. Poi c'è anche un altro aspetto da segnalare, ed è che, attenzione, non pensate che il sughero sia solo un problema di Calangianus. Il sughero, a mio avviso, per importanza, è, secondo me, la seconda economia della Sardegna dopo il turismo. Tenga presente che solo del distretto fanno parte 8 paesi della Gallura. Ma senta, ma perché il tappo di Calangianus non tira più? Allora, sono due problematiche fondamentali. Una problematica legata alla crisi internazionale che colpisce tutti i settori dell'economia, e poi c'è la problematica del settore del sughero, che è un pochino più articolata da vedere. Una cosa è certa, che se prendiamo come esempio paesi che producono il sughero e lo lavorano come il Portogallo, noi sotto alcuni aspetti siamo rimasti indietro. Il Portogallo ha già dalla origine della filiera attuato una politica di incentivazione, ha curato molto le foreste e ha favorito la crescita di piante da sughera, vedendo la pianta da sughera proprio come un vero e proprio albero da frutta. Si taglia ogni 10 anni, se non sbaglio, no? Dai 10 ai 14 anni, dipende dalle zone. Quindi pensate un po' che tipo di processo Tenga c'è presente dietro. che una pianta da sughera, prima di entrare in produzione, bisogna almeno che vengano fatte 2 operazioni, la prima operazione di demaschiatura, poi la seconda dei corti, che poi dopo 10 anni comincia ad essere produttiva. Quindi è una politica che andava attuata già tanto tempo fa, ma non per questo non dobbiamo iniziare. Ecco. Per questo motivo abbiamo chiesto una sinergia d'azione sia con l'assessorato all'ambiente, sia anche con l'assessorato all'industria e l'assessorato all'agricoltura della regione.
È anche una questione tecnologica, no? Se vogliamo, la produzione del tappo. Voi ad esempio avete a 2 passi a Tempio la stazione sperimentale del sughero, che è un centro di ricerca che studia i problemi biologici proprio legati alla pianta del sughero, la tecnologia di lavorazione, quelle di bollitura, l'analisi del mercato, eccetera. La domanda è molto chiara: è servita questa stazione sperimentale del sughero? Allora, la stazione sperimentale del sughero inizialmente aveva quelle caratteristiche e quei requisiti. Poi negli anni è andata depotenziandosi e devo dire che in questo momento il supporto che dà a questa economia è minimo. Con questo non voglio dire che vada assolutamente cancellata la stazione sperimentale del sughero, ma come istituto di ricerca deve essere ripresa in mano e rimodulata, ecco, adattando alle esigenze del momento. Non è vero, tutto sommato, che noi siamo rimasti fermi a 30 anni fa, perché comunque anche sia gli artigiani che gli industriali si sono modernizzati anche per quello che riguarda le problematiche della lavorazione del sughero. Se lei entra in un opificio adesso lo vede come un ambiente sterile, assolutamente pulito. Sono finiti i tempi degli opifici che erano pieni di polvere di sughero e sapevano di tannino. Questo non c'è più. Il sughero viene considerato una materia prima preziosa e come tale è trattata già dalle prime fasi della sua lavorazione. Senta, una delle sue prime iniziative da sindaco è stata quella di riprendere, in un'ottica immagino di commercializzazione, i contatti con la Cina. Ma sì, cosa vi aspettate dai cinesi? C'è il rischio che insomma, vi clonino i tappi e se li rivendano loro? Allora, no? faccio una premessa. Innanzitutto, era una battuta, chiaramente. Sì, innanzitutto sono convinto che la crisi che vi stiamo vivendo nel sughero sia una crisi contingente, non è strutturale. Questo vuol dire che ci sono ampi margini per potersi riprendere anche bene e rilanciarsi. Io credo che nonostante la grande concorrenza di grossi industriali esteri tipo gli Amurin, il mercato internazionale del turacciolo, cioè del tappo naturale, abbia ancora potenzialità di sviluppo per un 40% in più ancora. Qua si tratta di essere lungimiranti, cambiare anche il modo di pensare il sughero. Avete chiesto anche la zona franca per il distretto del sughero? Può essere... Ma per la verità, allora, il discorso della zona franca è un discorso che riguarda tutta l'economia della Sardegna. Logicamente, applicata anche nel territorio del distretto, non può che avere dei risvolti assolutamente positivi. Lei tenga presente che sempre per tornare in Portogallo, la materia prima e il prodotto finito vengono a costare almeno un 30-40% in meno rispetto a quello che è il costo della lavorazione del tappo del sughero in Sardegna. Insomma, perché sono leggi diverse, ci sono incentivazioni diverse. In Portogallo hanno già da anni, come dicevo prima, adottato una politica di sviluppo ben diversa rispetto a quella che purtroppo abbiamo noi in Italia. E quindi ci sono anche responsabilità politiche, lei dice? Ma io non voglio entrare nel merito delle responsabilità politiche, noi non stiamo cercando responsabili, noi stiamo cercando le soluzioni a dei problemi. Molte di queste soluzioni sono anche facilissime da trovare. Le faccio un esempio, poi mi perdoni se le rubo spazio. No, ma per esempio il sughero grezzo, cioè appena tolto dalla pianta, viene considerato un prodotto agricolo. Non è considerato prodotto agricolo il tappo finito, la lavorazione finita. Sembra una fesseria, però le leggi che regolamentano il settore agricolo e il settore alimentare possono influire positivamente per risolvere alcune problematiche che sono collegate al tappo del sughero. Ripeto, non è solo quello il problema, perché problemi ce ne sono tanti altri e sono molto importanti, però anche quel problema contribuisce, seppur in misura minima, ad aggravare la situazione di crisi. Capitolo autocritica. Leggevo sul Sole 24 Ore un'analisi sull'industria del tappo del sughero a Calangiano, dove praticamente viene messo in rilievo tra i punti negativi, i punti deboli, quello delle alleanze strategiche. Si dice: gli imprenditori del distretto di Calangiano non si sono alleati neppure per far nascere un hotel in paese che non ha strutture ricettive. E qui c'è un commento in cui si dice: non vogliono essere costretti a svelare i clienti delle loro aziende. Non c'è anche un problema di mentalità un po' chiusa dietro? È il discorso di chi vede le cose dall'esterno. Il problema non è
identificabile in quello che dice il giornalista, il Sole 24 Ore, i rapporti tra artigiani sono sempre stati di estremo rispetto e di collaborazione. Tant'è vero che quando si identificavano dei clienti che avevano delle grosse partite di tappi da sughero, di tappi naturali da acquistare, gli artigiani bastava una stretta di mano e bene o male riuscivano a raccogliere tra di loro quel quantitativo di tappi tale da soddisfare le esigenze dei clienti. Io difendo a spada tratta la struttura dell'artigiano di Calangianus, perché artigiani erano i miei parenti, di viso proprio ho potuto confutare i grandi sacrifici che loro hanno fatto e che stanno tuttora facendo per poter portare avanti un'economia importante. Però l'unione fa la forza, no? L'unione fa la forza. L'aspetto positivo di questo Consiglio Comunale che abbiamo fatto in fabbrica è stato proprio quello di smentire quello che ha detto il Sole 24 Ore, perché erano presenti gli artigiani e suonavano tutti la stessa medesima musica. Senta, se le cose dovessero andare male per quanto riguarda il sughero, c'è un piano B per l'economia di Calangianus? Allora, c'è un piano A, perché le cose non possono andare male. Io ripeto, in questo momento stiamo stringendo i denti perché le problematiche non sono solo quelle legate al sughero, ma sono problematiche internazionali. Io ho fatto un passaggio breve in Consiglio Comunale quando ho detto che purtroppo noi stiamo risentendo della crisi creata da altri. Faccio l'esempio al sistema creditizio. Un artigiano per forza deve stabilire un legame con le banche. Perché? Quando inizia la stagione del sughero cosiddetta, cioè quando l'artigiano va in giro per le campagne, per i tancati, per acquistare le partite di sughero, ha necessità di avere una certa riserva economica. Non ha i soldi immediati per comprarsi, per poter... E questo è sempre stato, dal 1815 in poi, è sempre stato così. Allora il sistema creditizio aiutava l'artigiano, tant'è vero che a Calangianus nel periodo d'oro aveva, diciamo così, il maggior numero di banche rispetto al numero della popolazione, ed erano tutti felici e contenti, anche perché l'artigiano ha sempre mantenuto le parole date. Quando prendeva dei soldi dalla banca li restituiva immediatamente. Il sistema si è inceppato però. Il sistema si è inceppato anche perché le banche, il sistema creditizio ha stretto i cordini alla borsa, ha messo tutti nello stesso secchio, come si può dire. No? Abbiamo praticamente terminato il tempo. Un'ultima domanda con risposta veloce, ma se lei apre una bottiglia di vino e trova un tappo di silicone, che fa? Non lo compra più? Assolutamente, il tappo di silicone è un prodotto artificiale, basta solo quello, è plastica, e anche se sono minime le sostanze tossiche che può rilasciare nel vino, non è paragonabile a un tappo naturale. E allora difendiamolo anche noi, no? Assolutamente sì, tenga presente che sull'economia del sughero si gioca la partita della vertenza alla Sardegna. Stiamo attenti, che chiudo dicendo questo. La crisi industriale viene stata subito all'occhio, perché sono delle industrie che occupano 1.000, 2.000, 3.000 persone e se vanno in crisi, diciamo così, sono quelle maestranze che vengono licenziate. L'economia del sughero è un'economia diffusa e se andiamo a vedere tra le maestranze occupate e l'indotto, forse l'economia del sughero è ben più importante di tante altre industrie che sono in crisi che fanno più notizia. Che adesso invece fanno più notizia. Non voglio per questo sottovalutare i problemi che hanno le grosse industrie della Sardegna, però stiamo attenti. Un grido di aiuto lo voglio anche lanciare da questi
teleschermi, per chiedere più attenzione anche nei confronti del comparto del sughero. In bocca al lupo per la sua battaglia, allora grazie. Grazie. Arrivederci, ci risentiamo domani con l'analisi.